Buonasera e ben ritrovati puntualissimi col nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Le forze politiche non solo preparano le strategie per le elezioni regionali, si allunga l'elenco dei possibili candidati. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Crotone 31 migranti di nazionalità irachena e iraniana, individuati i presunti scafisti. Un vasto incendio ha distrutto uno stabile che ospita 2 attività commerciali a Praia Mare, non si esclude l'origine dolosa. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Cetraro hanno tratto in salvo un bagnante in difficoltà a Paola, si era tuffato con il mare in tempesta. Era ricercato per violenza sessuale e sequestro di persona, i carabinieri lo beccano a Cosenza dove si fingeva badante. Il sindaco Limardo emette un'ordinanza per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, multe esalate per i trasgressori. Primi colpi del Cosenza nel calciomercato, 4 i giocatori corteggiati dalla società Bruzia, il Crotone si assicura Vido dall'Atalanta, il Catanzaro punta Bonino, la Regina dopo lo Iacono Mignalelli, il Rende aspetta Albertazzi, la Vibonese acquista Peterman dalla Regina. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo di politica, partiti e movimenti, si preparano proprio le strategie per le elezioni regionali e si allunga anche l'elenco dei probabili candidati. Ancora non si capisce bene se si voterà a novembre o a febbraio. La data non è di poco conto nella strategia dei partiti, che al momento non sanno se accelerare o muovere sulla scacchiera della politica locale le pedine con più calma. Intanto il quadro dei pretendenti alla carica di Presidente della Regione non è cambiato, anche se altri sono aggiunti al duo Liverio-Occhiuto, entrambi ormai più che mai proiettati in campagna elettorale, in rappresentanza del PD il primo e di Forza Italia il secondo. Resta ancora da capire se saranno espressione dell'intera coalizione oppure no. L'uscente si affida per il momento al movimento dei sindaci, il primo cittadino di Cosenza, ai circoli civici che stanno nascendo in ogni area della Calabria. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato inaugurato a Fuscaldo. Le altre forze politiche, nel frattempo, ragionano sul da farsi. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, lo ha detto Di Maio ieri a Cosenza, a differenza di quanto deciso per l'Emilia-Romagna, in Calabria non imbarcherà liste civiche, ma affronterà la competizione elettorale da solo. Questo vuol dire che nei prossimi giorni partirà, come consuetudine, il solito tam-tam sul web e verrà chiesto agli iscritti di votare per coloro i quali si candideranno per rappresentare i 5 Stelle in regione. Nessuna notizia invece dalla Lega, se non l'ultima uscita, che risale a poco più di un mese fa, quando Matteo Salvini, nella sua ultima visita in Calabria, ebbe a dire che il suo partito non rivendica la candidatura alla presidenza della regione. Ciò potrebbe significare che la Lega si atterrà alle decisioni che verranno assunte dalla coalizione. Come in ogni competizione che si rispetti, ci sono poi altre proposte, come quella dell'ex presidente Agazio Loiero, che si è detto disponibile a verificare se ci sono le condizioni per una sua riproposizione. All'ex governatore va aggiunto Carlo Tansi, già a capo della protezione civile, che sta raccogliendo consensi sul web. Al momento a suo favore c'è una petizione firmata da 1000 cittadini calabresi. Detto questo, è ancora presto per delineare il quadro della situazione. Siamo alle schermaglie iniziali, ma entro i primi giorni di settembre certamente ci saranno più elementi a disposizione degli analisti politici per capire meglio ciò che ha in pancia l'agone regionale. La cronaca adesso con un nuovo sbarco in Calabria, una barca a vela con a bordo 31 migranti è stata intercettata dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza a largo delle coste crotonesi. Sono tutti di nazionalità irachena e iraniana a bordo, una sola donna, individuati anche i presunti scafisti. È la costa ionica del Catanzarese e del Crotonese l'area maggiormente interessata dagli sbarchi di migranti nell'ultimo periodo. Imbarcazioni di medie o piccole dimensioni che fanno rotta verso la Calabria, partendo prevalentemente dalle coste turche. Anche questa notte un motoveliero di 12 metri, battente bandiera olandese, è stato intercettato al largo delle acque di Torre Melissa da unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Il natante, sul quale si trovavano 31 persone di nazionalità irachena e iraniana, 30 uomini e una donna, è stato trainato da una motovedetta del reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza, fatto attraccare nel porto di Crotone.
I migranti sono stati accolti successivamente dagli operatori della Croce Rossa italiana e trasferiti presso il centro accoglienza di Isola Caporizzuto. Sono stati effettuati accertamenti su 3 persone di nazionalità ucraina che potrebbero essere gli scafisti. L'imbarcazione, secondo quanto si è appreso dai racconti dei migranti, sarebbe partita dalle coste della Turchia. E un vasto incendio ha distrutto uno stabile che ospita 2 attività commerciali a Praia a Mare sul Tirreno Cosentino. Ci sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Notte di paura a Praia a Mare, centro del Tirreno Cosentino, per un grosso incendio che ha interessato uno stabile che ospita diverse attività commerciali. Il rogo è scoppiato nei locali di un magazzino situato sopra un supermercato e dove breve avrebbe dovuto aprire i battenti anche un altro megastore. Ed ecco i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza impegnati nelle operazioni di spegnimento. Per tutta la notte hanno lavorato 5 squadre per domare le fiamme, 4 provenienti dalle sedi provinciali e 1 dal distaccamento di Lauria. Il rogo è stato spento ma ha provocato danni ingenti e il fumo denso ha reso l'aria irrespirabile e questa, vedete, è la situazione questa mattina. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di smassamento dei materiali interessati dalle fiamme e per la messa in sicurezza dello stabile. Dolo o fatto accidentale? Indagini in corso per stabilire le cause dell'incendio. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa. A Vibo adesso che si dichiara guerra agli incivili, il sindaco Limardo ha emesso un'ordinanza per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, multe salate per i trasgressori. Il cambio di registro a Vibo Valencia con l'insediamento del sindaco Maria Limardo prova a coprire ogni aspetto della vita pubblica, ma non c'è dubbio che la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani rappresenti uno dei temi più sensibili. Con a fianco l'assessore all'ambiente Vincenzo Bruni, il sindaco ha illustrato le ultime 3 ordinanze firmate che impongono le nuove regole rispetto a 3 questioni strategiche: divieto di utilizzo dei sacchi neri per la componente indifferenziata, divieto di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni, cartacce, fazzolettini, mozziconi di sigarette e simili, divieto assoluto di utilizzo di plastica sulle spiagge e nei parchi cittadini. Mi piace ricordare il divieto dei sacchi neri e colgo l'occasione di questa emittente proprio per segnalare che saranno fatte anche delle sanzioni, pure abbastanza pesanti, perché questi sacchi neri vanno nella direzione di impedire il conferimento di grossi quantitativi di indifferenziato. Questo comporta da una parte un allineamento con le dinamiche europee, perché Vibo certamente deve essere un comune innanzitutto europeo, ma soprattutto va nella direzione del contenimento della spesa, perché maggiore è la quantità di indifferenziato, maggiore è la tariffa che noi siamo costretti a pagare e quindi maggiore è la tassa che graverà nelle tasche dei nostri cittadini. Per cui il messaggio è: differenziate di più, differenziate bene, differenziate meglio, perché pagherete di meno. Una svolta che conferma l'opera di sensibilizzazione alle buone pratiche che avrà il suo momento cruciale in autunno, quando partirà un'attività di informazione nelle scuole. Sì, esatto, con l'assessore Bruni che si occupa di queste dinamiche abbiamo proprio predisposto questo programma nelle scuole per una sensibilizzazione dei ragazzi a partire già dalle scuole elementari e delle scuole medie, ma anche negli istituti superiori. Torniamo adesso a parlare di cronaca. Era ricercato a Roma per violenza sessuale, i carabinieri lo hanno scovato a Cosenza dove si fingeva un badante. Un badante, uno dei tanti, ma con un passato molto recente, non proprio rassicurante. La famiglia cosentina lo aveva accolto in casa con l'intenzione di affidargli un proprio caro, un anziano da accudire ignorando i precedenti del 45enne filippino. L'uomo risulta indagato per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 40 anni. I fatti si sarebbero verificati a Roma nel maggio scorso e il GIP del Tribunale della Capitale, sulla base della denuncia presentata dalla vittima, nel frattempo aveva emesso nei suoi confronti una misura cautelare in carcere non eseguita a causa della irreperibilità del soggetto, che aveva fatto perdere le proprie tracce rifugiandosi a Cosenza, dove aveva trovato lavoro.
Il filippino, su cui pendeva l'ordine di carcerazione, è stato scoperto e rintracciato dai militari della stazione Carabinieri di Cosenza, che hanno scovato la nuova sistemazione lavorativa che utilizzava come copertura per sfuggire alla cattura. Al momento dell'arresto l'uomo non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cosenza. Sono in corso indagini da parte dei militari per appurare e individuare eventuali soggetti che abbiano favorito la fuga dell'uomo fino a Cosenza. Adesso vi raccontiamo la brutta avventura di un bagnante accaduto proprio a Paola sul Tirreno Cosentino. L'uomo si era tuffato nonostante il mare in tempesta, è stato salvato dalla guardia costiera. Sta arrivando la capitaneria, arrivano! Stai aggrappato ancora un po'! Resisti! Si era tuffato nonostante le condizioni del mare, poi però non riusciva più a tornare a riva. È accaduto a Paola, centro del Tirreno Cosentino, dove un bagnante è stato soccorso dalla guardia costiera. Momenti di apprensione per l'uomo che, fino all'arrivo dei soccorsi, è rimasto aggrappato ad una boa nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare. L'uomo era a poche centinaia di metri dalla riva. Sia i bagnini che alcuni volontari erano pronti a sfidare il mare, ma le onde e il forte vento hanno reso impossibili i soccorsi da terra. È stata così allertata la guardia costiera. Dal porto di Cetraro è stato disposto l'invio della motovedetta SAR 851. Non è stato semplice raggiungere il malcapitato. Con il mare in quelle condizioni è stato difficile governare la barca. Il bagnante era esausto, ma i componenti dell'equipaggio della motovedetta sono riusciti a raggiungere l'uomo. Hanno lanciato in acqua un salvagente ed ecco il momento del recupero. Dalla spiaggia l'applauso per gli uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a salvare il bagnante in difficoltà. L'uomo è stato quindi trasportato al porto di Cetraro. Appena sbarcato è stato affidato alle cure del personale del 118. Era approvato e spaventato per la brutta avventura, ma in buone condizioni di salute. E questa è un'altra storia, un agente di polizia che era fuori dal servizio ha salvato dall'annegamento un bambino di 7 anni. Il fatto si è verificato a Bivona, frazione marina del comune di Vibo Valentia. Il bambino, mentre stava facendo il bagno, è stato risucchiato verso il largo dalle onde. L'agente Domenico Barbuto, in servizio alla polizia stradale, ha sentito le grida di richiesta d'aiuto del piccolo e si è subito gettato in mare. Il poliziotto, che è anche un subesperto, ha raggiunto il bambino e dopo averlo afferrato lo ha riportato a riva. Per il bimbo subito abbracciato dalla madre, tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. GUP del Tribunale di Cosenza ha rinviato a giudizio 5 medici, 2 della clinica Villa degli Oleandri e 3 del pronto soccorso dell'Annunziata per un caso di presunta malasanità. Il processo a carico dei sanitari si svolgerà il prossimo 12 novembre. I fatti si riferiscono alla vicenda della signora Vera Lucia Carlomagno, ricoverata nella casa di cura Villa degli Oleandri perché affetta da una psicosi cronica schizofrenica e deceduta nel dicembre 2017. La donna era anche affetta da stipsi cronica. Secondo quanto riferito dal legale, i medici che curavano nella casa di cura non effettuarono visite sottovalutando la patologia e crearono delle condizioni per l'insorgenza dell'occlusione intestinale che provocò il decesso. Amministratori locali, fra cui il sindaco in carica di Melito Portosalvo, un ex viceprefetto in servizio a Reggio e tecnici del comune di Melito, risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria in relazione alla gestione di un hotel, la Stella Maris di Melito Portosalvo, dove sono stati ospitati fra il 2016 e il 2017 migranti e rifugiati in attesa di destinazione. Le ipotesi di reato a vario titolo contestate dalla Procura vanno dall'abuso d'ufficio al falso ideologico, truffa, frode di forniture e maltrattamenti. Secondo quanto appreso, la struttura alberghiera non aveva le certificazioni necessarie per abitabilità e sicurezza. Aggredito la moglie minacciando di darle fuoco con del liquido infiammabile, un uomo di 59 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi consumati ai danni della moglie in presenza dei figli minori. L'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Reggino.
Adesso ci spostiamo a Crotone per parlare dell'antica Croton. Il progetto proprio della città pitagorica vede la luce presentata questa mattina all'attività preventiva. Eccolo il georadar in azione per i rilevamenti in Piazza della Resistenza in via Vittorio Veneto. Siamo a Crotone, qui si cerca l'antica Croton. Dopo la presentazione ufficiale del progetto avvenuta lo scorso 12 aprile, Antica Croton è in fase operativa. L'attività di archeologia preventiva svolta dalla società Hertz Spin-off dell'Università del Salento in collaborazione con la società ATS dell'Università degli Studi di Siena e la Geostudi Astier sono tra le più innovative e tecnologicamente avanzate. Il georadar è tra i principali strumenti di esplorazione del sottosuolo per le indagini archeologiche. Ed oggi, dopo gli annunci, il primo cittadino, attraverso una conferenza stampa che si è svolta in una delle piazze principali della città pitagorica, ha voluto mostrare fattivamente quanto si sta realizzando. Un cantiere aperto destinato a rivelare il potenziale archeologico della città per portare alla luce i fasti del passato. Vedranno esattamente ricostruito ciò che c'è sotto i nostri piedi, vale a dire sotto il cemento, sotto le basole, sotto l'asfalto c'è l'antica Croton. C'è la Crotone dell'epoca romana, c'è la Croton dell'epoca greca e con il georadar noi andremo a vedere effettivamente cosa c'è. La risposta che avremo sarà la ricostruzione fedele che ci dirà a settembre realmente dove dobbiamo andare a scavare, cosa dobbiamo andare a scavare. Questo era importante che si facesse questa analisi preventiva proprio per dare ancora di più una risposta e soprattutto far condividere alla nostra città e ai nostri concittadini che cosa stiamo facendo. Di fatto, siccome si parla tanto di Antica Croton e nessuno sa realmente che cos'è Antica Croton, noi lo stiamo partecipando, cioè partecipiamo tutti. Oggi si fa la presentazione del georadar, si fa la presentazione dell'archeologia preventiva e dopodiché è chiaro che sono cambiati i tempi. Oggi non si va solo con lo studio storico di quello che è l'archeologia, oggi si va con sistemi più scientifici che vanno giù e ci dicono realmente cosa c'è, dove esattamente dobbiamo andare a scavare per portare fuori i reperti archeologici che diventeranno base culturale per la città di Crotone e diventeranno base, strumento per migliorare l'offerta turistica di questa città e soprattutto che questa città possa avere destagionalizzato un turismo che oggi vive solo nel periodo di agosto o di luglio. A Catanzaro adesso per il Magna Grecia Film Festival, serata con la star internazionale Christopher Lambert. Ecco Christopher Lambert mentre visita il centro storico di Catanzaro. L'attore statunitense, star del panorama cinematografico internazionale e protagonista di film cult come Grace o Highlander, è stato ospite della seconda serata del Magna Grecia Film Festival, accompagnato da Gianvito Casadonte, fondatore e direttore artistico del Festival delle Opere Prime e Seconde, giunto alla 16ª edizione. Lambert, dopo il mini giro turistico, ha incontrato il suo pubblico calabrese. A Catanzaro l'attore statunitense ha presentato in anteprima mondiale il trailer del suo ultimo lavoro. Io sono qui per presentare il trailer dell'ultimo lavoro, La voce del lupo, però solamente il trailer. Il film è in ottobre, è un film science fiction thriller con werewolf. È disponibile con tutti. Christopher Lambert in Calabria ha detto: mi sento a casa. Io sono molto felice, grazie a tutti for the welcome, per il benvenuto, è molto emozionato, è la prima volta in Calabria, non la ultima. Lambert durante la masterclass racconta la sua vita, la sua carriera, i suoi sogni. Questo festival, ha detto, è molto importante perché dà la possibilità di emergere ai talenti del futuro e ai giovani che si avvicinano al mondo del cinema. Lambert consiglia passione, onestà e personalità. Non devono copiare gli altri, ha detto, ma devono essere se stessi. E fra pochi giorni, il 1° agosto, tornerà a Fuscaldo la manifestazione di gastronomia e spettacolo dal titolo Alici in Festival.
Dall'1 al 4 agosto Fuscaldo ospiterà la 9ª edizione di Alici in Festival, un importante evento che ogni anno porta nella ridente cittadina del Tirreno Cosentino migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e non solo. Alici in Festival è la festa dell'identità e della tradizione marinara fuscaldese, ma è anche l'esaltazione e la celebrazione dei sensi che per 4 giorni sono invasi da profumi, colori, sapori, musica ed emozioni. È una kermesse inclusiva perché include tutta una comunità ed è allo stesso tempo una festa esclusiva, particolare, atipica, proprio perché racchiude una serie di segreti che si possono racchiudere nel solito binomio che è quello dello stupore e della meraviglia, che si coniugano e si intrecciano di volta in volta con novità continue e costanti e questo fa di questa kermesse un'iniziativa unica, presumo non solo in Calabria, e sono particolarmente contento di aver fatto crescere questa creatura che è diventata ormai una principessa che ci viene invidiata e io sono orgoglioso di questo grande lavoro insieme ai miei collaboratori che non finirò mai di ringraziare. Anche quest'anno il percorso di quasi 1,5 chilometri avrà una suggestiva e spettacolare scenografia e sarà animato da musica, artisti di strada e tanti stand dove si potranno gustare le alici, preparate nei modi più svariati grazie all'abilità di tante famiglie di pescatori, di associazioni del territorio e di chef di comprovato valore. Tante le novità di quest'anno, tra cui un'importante iniziativa dedicata alla salvaguardia del bene più prezioso di questa città, il mare. C'è un'associazione fatta da sommozzatori che in modo simbolico puliranno i fondali di 2 spiagge note di Fuscaldo e quindi faremo capire a tutti che bisogna rispettare l'ambiente, rispettare i nostri fondali che sono fondali straordinari perché la zona antistante il litorale di Fuscaldo nel mese di maggio è frequentato dalle tonnare che pescano appunto i tonni più buoni del Mediterraneo e i tonni più buoni del Mediterraneo si vanno ad alimentare del pesce azzurro più buono del Mediterraneo che si trova a Fuscaldo. Da Fuscaldo a Castrovillari, dove per la prima serata di Suoni 2019. I bottari della cantica popolare e i Nice Work Jazz Quartet hanno aperto la prima di Suoni Festival Etno Jazz 14ª edizione. I bottari della cantica popolare è uno tra i gruppi più autentici del panorama campano. I bottari sono una particolarità della nostra terra di Macerata Campania. Secoli fa i mastri artigiani costruttori di botti percuotevano su questi attrezzi per mostrare la robustezza ed è venuto fuori sta roba qua, questi suoni particolari che noi con il nostro progetto dei bottari della cantica popolare portiamo ovunque, nelle piazze, nei teatri. Da Masaniello ai Briganti, dal dopoguerra al contemporaneo, la cantica popolare ripropone le storie della terra campana, coniugando tradizione e innovazione. Sì, assolutamente sì, c'è un progetto di musica pop leggera, di musica popolare, di percorsi storici della nostra terra, del nostro territorio. E dalla musica etnica popolare alla melodia jazz della Nice Work Jazz Quartet, Susan Di Bona, Salvatore San Giovanni, Vincenzo Gallo e Renato Palmieri. Susan Di Bona, compositrice, direttrice ed orchestra di estrazione gershwiniana, sin da piccola studia col nipote del leggendario George Gershwin, ha incantato il pubblico di Suoni. Adesso parliamo di sport, in particolare di calciomercato, vediamo quali sono le ultime notizie. Bro in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Sassuolo, Pierini in prestito secco dai neroverdi. Canutè con la medesima formula dal Pescara, si è incendiato il calciomercato del Cosenza. Stefano Trinchera volerà nuovamente a Milano anche per definire la trattativa con e dal Torino, addirittura d'arrivo per il talentino classe 2000 che arriverà alla corte di Piero Braia.
con il placet assoluto del direttore sportivo Massimo Bava. Marras da aggiungere alla lista degli esterni graditi a Braia con Da Cruz, Carretta e Sissé, attendendo l'ultimo sforzo economico per il centravanti, attendendo anche definitivamente il via libera per Vido. Il Crotone potrebbe privarsi alla fine di uno dei suoi tasselli migliori a fronte delle numerose richieste, l'ultima in ordine di tempo, quella della Fiorentina per Zanellato, richiesta per adesso non tramutatasi in offerta economica. Il Catanzaro contrattualizza l'estremo difensore Mitica, oggi può essere il giorno giusto per Peterman alla Vibonese. Reggina sempre epicentro del mercato, Sarao e Usepi in arrivo, Strambelli al Pisa e Baclea alla Virtus Francavilla. In fermento più che mai il calciomercato è nel vivo. Adesso ci spostiamo a Gizzeria, dove si è conclusa proprio la 4 giorni di Kite Foil. Oltre al successo della manifestazione, c'è da registrare un'altra buona notizia. Diverse nazionali hanno chiesto di poter preparare i propri atleti in Calabria in vista dei prossimi eventi internazionali. Era questo uno degli obiettivi da raggiungere attraverso l'organizzazione delle World Series a Gizzeria. Un grande successo sportivo e di marketing turistico che ha chiuso con soddisfazione il programma di gare ed eventi collegati. Hanno gareggiato 82 atleti di rappresentanza di 21 nazioni, tutto in un clima di grande allegria e condivisione di ideali sportivi. A vincere è stato lo sloveno Toni Vodisek, primo degli italiani, Mario Calbucci, giunto decimo. E adesso vediamo le previsioni del tempo. L'ingresso d'aria fresca nord-atlantica a seguito del vortice depressionario in traslazione verso i Balcani ha posto fine all'ondata di caldo che ci ha interessati nei giorni scorsi. Le temperature sulla Calabria si stanno riportando su valori normali per il periodo e sono giunte anche delle piogge sui versanti tirrenici della regione. Domani condizioni di cielo parzialmente nuvoloso su Cosentino, Catanzarese e Vibonese, con possibili piovaschi nelle ore pomeridiane sui rilievi della Sila, poco nuvoloso sui settori ionici con qualche annuvolamento in più sulla parte più settentrionale del Cosentino. Temperatura in lieve aumento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mosso il Tirreno, localmente molto mosso tra Vibonese e Reggino, per venti moderati da maestrale, in graduale attenuazione a partire dai bacini più settentrionali. Lo Ionio risulterà calmo o quasi calmo il settore cosentino per venti deboli sud-orientali, poco mosso il settore crotonese, anche qui per venti deboli dai quadranti meridionali, poco mosso il settore ionico, catanzarese e reggino per venti deboli da maestrale, localmente moderati sul golfo di Squillace. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.